appuntamento che ormai gestiamo mattina, pomeriggio e buon pomeriggio a tutti voi, edizione straordinaria, la seconda parte di approfondimento della giornata che ormai da più di 2 mesi a questa parte Antena 3 dedica al Covid-19, all'emergenza e a tutto quello che sta accadendo nella nostra regione. La prima parte inizia come sempre alle 11:30 del mattino, poi c'è questa fascia e termineremo con un'ulteriore fascia dalle 20 alle 21. Andremo avanti intanto fino alle 18:30 prima dell'inizio del notiziario regionale. Come ospiti in questa puntata avremo il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Vendemiano Sartor, Federica Polloni, presidente di Confapi di Treviso, e poi il sociologo e professore ordinario di sociologia Stefano Allievi. Con lui faremo tutto un ragionamento legato all'apertura delle scuole. Avete sentito nella lunga diretta del presidente Zaia che un po' la notizia della giornata è quella della firma della nuova ordinanza che permetterà la riapertura dei nidi o quantomeno dei centri estivi, dei servizi per i bambini più piccoli, quindi parliamo della fascia 0-3 anni per la quale già la Regione Veneto stava lavorando ormai da una decina di giorni, ma ancora da parte del governo non era arrivato nulla, né tantomeno da parte del Comitato Tecnico Scientifico. La Regione ha deciso comunque di andare avanti, dunque l'ordinanza è stata firmata questa mattina, è già stata pubblicata e quindi ora la palla passa direttamente alle strutture. Allora io intanto chiedo alla regia di farmi un cenno quando avremo Vendemiano Sartor, lo vedo già collegato. Allora io darei direttamente a Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, la parola. È con noi anche in questo pomeriggio. Buon pomeriggio Vendemiano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, grazie per averci raggiunto. Ha ascoltato anche lei, immagino, in diretta il discorso del Premier ieri alle 18 dove si è parlato di fondi europei, ma sostanzialmente prima un po' di commentare quello che è stato detto dal nostro governo, le chiederei un commento su come sta andando adesso la situazione. Siete partiti? Sì, e adesso un primo bilancio è già possibile tracciarlo secondo lei? Ma il bilancio chiaramente sì, perché le aziende sono state tutte, per quanto ci riguarda, aperte, però il problema non è tanto se si possa lavorare, il tema è se c'è da lavorare. E quindi la questione è un po' macchia di leopardo. È evidente che per esempio per tutto il nostro settore che riguarda i servizi alla persona attualmente sta lavorando in pieno, anzi sta facendo gli straordinari perché c'era stato il blocco. È importante capire quanto durerà. La questione invece del manifatturiero è diversa perché la produzione naturalmente impatta un po' con i consumi che sappiamo essere stati calati e disgraziatamente per noi nel nostro territorio trevigiano in particolare, ma Veneto in generale, che eravamo molto allineati con le filiere delle esportazioni, anche purtroppo gli stati che stanno soprattutto attorno a noi e hanno calato la loro richiesta e quindi anche il sistema manifatturiero sta lavorando ma in termini molto ridotti. Il settore della moda lo sappiamo, se i negozi sono stati chiusi è evidente che non è venduto e se non si vende quello che è stato fatto evidentemente si fa fatica a riprodurre. Confidiamo in un elemento diciamo di tenuta del sistema dei lavori pubblici e delle costruzioni che naturalmente adesso sta lavorando perché sono dei cantieri aperti, ma tutto ciò che noi registriamo trasversalmente è che c'è una incertezza diciamo così sul futuro, perché è evidente che le risorse sono quelle che sono, i consumi caleranno, le esportazioni, l'ho detto,
sommiamo a questo un po', perché tutti i settori si azzeccano anche nel Veneto col turismo, e quindi la questione è molto preoccupante. È preoccupante anche perché questa crisi non avrà tempi di rimodulazione corti, anzi la questione ce la porteremo un po' avanti. Quindi diventa strategico l'elemento della terza fase, cioè noi il paziente la prima e la seconda fase l'abbiamo stabilizzato, visto che parliamo di emergenza sanitaria, però il paziente stabilizzato ha bisogno poi di cure e di attenzioni per rimetterlo in sesto, e vediamo e registriamo che il nostro paese, purtroppo, e lo dico con amarezza, non è colpa solo di questo governo, si porta dietro questioni strutturali di riforme che da mo' che tutti si erano prefissi di fare, ma che adesso evidentemente sono un peso enorme per la ripresa. Ricordo solo che tutto ciò che stiamo facendo, finanziamenti sia da parte del privato, sia da parte del privato azienda, sia da parte del pubblico, sono debiti, e i debiti poi bisogna pagarli, e per pagarli io credo che il nostro territorio soprattutto, ma anche il paese in generale, abbia dei fondamentali, però dobbiamo avere un apparato pubblico dal comune alla regione allo Stato che favorisca la libertà d'impresa e non la deprima. Lei non sente questo appoggio? Lei non sente questa impostazione da parte di questo governo? Non è che non si senta, il problema è che c'è una discrasia enorme tra annunci e poi calata in terra delle azioni, o meglio, oltre alla difficoltà di calarle a regime, c'è una difficoltà di tempi. I tempi dell'economia e delle esigenze delle persone, no, tutto si traduce in questo, sono immediati. Le questioni, proprio per questioni strutturali di questo paese, burocratiche, tutte le questioni, anche le migliori, corrono il rischio di essere vanificate perché non sono calate a terra nei tempi necessari. Quindi sul discorso del Presidente Conte nessuno può dire il contrario, che quello che ha detto sono cose buone, ma sono cose che diciamo da 20-30 anni, bisogna calarle a terra, perché la questione di dire solleviamo le responsabilità nelle procedure, combattiamo sto morbo che è peggio del coronavirus, che la in Italia si chiama apparato burocratico, perché altrimenti noi non riusciremo neanche a spendere le risorse che comunque la Comunità Europea sta mettendo in campo, perché non possiamo dimenticare che la Comunità Europea ha messo anche risorse. Cito un dato: a oggi l'iniezione di risorse economiche che la Banca Europea ha dato al sistema delle banche permette un risparmio di 10 miliardi di euro sugli interessi del nostro debito. Quindi non possiamo dire che l'Europa non sta facendo nulla. L'Europa evidentemente ci obbligherà a spendere bene i soldi, e il dubbio è che noi riusciamo a spenderli bene, perché anche nella programmazione europea, quella storica, abbiamo alcune aree del paese che hanno risorse enormi rispetto a noi che non le abbiamo, perché non siamo obiettivo, e infrastrutture, ammodernamento, innovazione e quant'altro che non vengono spese. Che è un po', Presidente, quello che succede nel campo della formazione, quando l'Europa dà dei fondi per la formazione, per l'alta formazione, ci sono certe regioni dell'Italia che non se li sono andati a prendere, insomma, e gli interventi che potevano essere fatti non vengono fatti. Questo è il tema. Allora io credo che ci sia un ragionamento, lo butto là come una provocazione, no? Il Paese ha bisogno di riforme serie che diano libertà di azione a quei territori che dimostrano di essere capaci di gestirsi, e faccia supplenza in quei territori che hanno dimostrato di non saperlo fare. Altrimenti noi, con tutta la buona volontà dei nostri territori, che sicuramente avranno più possibilità di altri
di riprendere, perché io, guardate, lo dico molto serenamente, io ho visto l'altra volta, l'altra crisi, come si è risolta, no? Si è risolta perché i paesi attorno a noi, Germania in primis, Francia, eccetera, tutti i paesi, i nostri interlocutori forti, si sono ripresi prima di noi, e attraverso le esportazioni, questo è stato il recupero del PIL del Veneto negli 10 anni, attraverso le esportazioni siamo riusciti a creare un aumento del PIL. Rimane tutta l'incognita forte sulla quale bisogna lavorare della questione dei consumi interni, che questo elemento, diciamo, congiunturale, economico-sanitario porterà un impatto più forte rispetto a quello del 2008, che già ha portato un impatto, perché i consumi nostri nel Veneto, che eravamo la prima regione d'Italia nel 2008, non si sono adeguati al potere d'acquisto delle famiglie. Quindi bisogna lavorare in due elementi: uno serio di modifiche strutturali e di alleggerimento della macchina complessiva della spesa pubblica, per favorire anche dal punto di vista pubblico la parte degli investimenti. Secondo, attraverso anche atteggiamenti seri e coerenti, bisogna cominciare anche a dare un futuro alla gente, perché altrimenti senza... Cosa intende con questa affermazione? Intendo che il tema degli ultimi anni, e il coronavirus naturalmente lo ha accelerato e lo ha aumentato, è che la gente ha paura del domani, non vive sereno, non diamo un futuro, guardiamo sempre all'immediato, guardiamo all'incasso prima o alla raccolta prima della semina, e non guardiamo a percorsi di medio periodo nei quali si dia serenità alle persone di fare una vita, diciamo, adeguata. Perché, ripeto, e lo dico con i dati, non lo dico per campato, no. Se noi siamo riusciti a recuperare la crisi del 2008 è stata grazie alle esportazioni. Il Veneto ancora il 7-8% lo aveva al 31 dicembre 2019 di spesa delle famiglie inferiore al 2008, nonostante noi non avevamo grandi problemi economici negli ultimi anni, siamo riusciti a recuperare, e il dato è che dall'altra parte abbiamo un dato che è della provincia di Treviso, per dire, ma le altre province del Veneto non sono tanto, no? Dove i consumi, i risparmi, i depositi delle famiglie sono più che raddoppiati, 217%. Quindi significa che c'è un problema di paura, c'è un problema di una società. Ma in questo senso, Presidente, l'intervento del governo, che con questo maxi bonus dal 110% per le ristrutturazioni cerca di dare una spinta al consumo, e quindi dice alle famiglie: investite nelle modifiche strutturali a livello di risparmio energetico nelle vostre abitazioni, che nel giro di 5 anni arriverà tutto indietro. Secondo lei, e mi collego un po' alla critica che ha fatto al governo pochi minuti fa, anche questa è stata una mossa fatta nei modi e nei tempi sbagliati? Perché ad esempio adesso moltissime famiglie aspettano a mettere la mano nel portafogli, perché dicono: voglio capire quali sono le linee guida, quindi chi voleva fare degli interventi si è bloccato. Vabbè, ma questo è un mese, perché spero anche che questo decreto e le direttive conseguenti nel giro della prossima settimana venga anche approvato. Però un intervento come questo a lei piace? Questo tipo di bonus che danno una spinta forte? Allora, quello che ancora mi fa essere dubbioso sull'intervento è come si riesce a cedere la questione del credito, e lo dico in maniera molto chiara. Allora, in 5 anni e in una condizione, diciamo, generica, possono essere delle persone che non hanno la capacità di scontare questo recupero, no? Certo. O comunque, se possono, cercano di cederlo a terzi. Però se l'impresa non ha la possibilità di cartolarizzarlo, di cederlo a una banca, esatto, è evidente che il meccanismo si inceppa, perché siccome questo sarà abbastanza importante, perché non è solo questo, noi avevamo fatto una battaglia
sulla questione del 50-65% contro sta roba qua. E cioè dire, se tu Stato vuoi dare i soldi ai cittadini, tirali fuori tu non puoi farli tirare fuori a me, Certo. me impresa, perché non riesco a reggerlo l'elemento, né piccola né grande impresa. È un perché, po' una palla avvelenata, no? Che il privato passa alle imprese, poi le imprese la passano alle banche. Ferma. Sta proprio là il tema, perché dice, ma ve la cedete a tre imprese, ma dopo arriva sempre chi ha il cerino in mano, no? E non è infinita sta roba. Allora, il vero discrimine sarà nel provvedimento esecutivo che tipo di rapporto ci sarà impresa-banca. Questo è il discrimine per dire se funziona o non funziona. Perché se la banca col 10% da 100 a 110 dice va bene, il credito me lo porto in capo io e me lo sconto in 5 anni nei confronti dello Stato, allora questo può funzionare. Ma se le banche non si attivano a prendere questo credito oppure lo considerano credito sempre nei confronti dell'impresa, voi capite che in questo tempo dove il problema dell'impresa è proprio la liquidità, se io anche quello che lavoro non posso incassarlo, dove vado a prendere tutta la liquidità necessaria? E quindi il discrimine è come sarà regolamentato il rapporto credito che io impresa ho avuto dal cittadino che gli ho fatto il lavoro, come la banca me lo può monetizzare in maniera come credito commerciale. Questo è il punto vero. Io non posso aspettarlo 5 anni, perché altrimenti il mio rapporto di debito nei confronti delle banche sarà talmente alto che le banche non mi danno nessun euro, perché dopo c'è un limite di affidamento dell'impresa, no? E quindi voglio dire, se viene fatto correttamente, cioè c'è un meccanismo del quale sicuramente c'è qualcuno che dice questo credito è legittimo, no? Che abbiamo partito da qua, e viene riconosciuto da parte dello Stato il credito e io lo cedo alla banca, che lei si assume l'onere di portarselo a casa in 5 anni col 10% che è previsto, certo. può funzionare. Ma se manca questo anello è evidente che diventa un elemento di difficile applicazione. Sarà fatto per piccoli importi, per piccole questioni banali, ma su grandi elementi tra virgolette di intervento non sarà fatto. Senta, ho altre due domande per lei, Presidente, al volo. Questa fase 3 pare voglia coinvolgere maggiormente le associazioni di categoria, quindi potrebbe esserci un percorso d'ascolto diverso nei confronti anche vostri, quindi degli artigiani. È contento? Pensa che sia di facile applicabilità? Pensa che siano solo parole? Ma guarda, ripeto, adesso gli annunci ci sono, dobbiamo adesso andare al vedo e io credo che non possiamo pensare che non ci siano soggetti deputati a essere sentiti per mettere in campo alcune azioni, quindi io non ce l'ho con gli scienziati, con i tecnici, abbiamo visto nella questione sanitaria che è stato detto di tutto di più, ma voglio dire, se c'è qualcuno che ci azzecca, scusate il termine, con la questione economica, ci sono le rappresentanze preposte, che queste sia costituito un tavolo e non serve coinvolgere tutto il mondo per andare a creare dei percorsi. Siamo noi che rappresentiamo i piccoli, c'è l'Ascom, ci sono altre associazioni dei piccoli, c'è l'associazione degli agricoltori, c'è Confindustria. Se effettivamente si vuole fare una cosa seria e costruttiva, non credo ci sia necessità di dar coinvolgere altre questioni. È evidente, e non lo dico perché non lo capisco, no? Se dobbiamo ragionare di percorso, di incentivare, perché anche questo è un bel tema, no? Anche la questione scolastica dell'istruzione e dell'università, è evidente che le parti da sentire su sta roba sarà l'università, sarà chi rappresenta quel mondo là, no? Voglio dire, ci sono in Italia delle capacità e delle professionalità e delle situazioni che basta coinvolgerle senza andare a creare una volta io sono della Prima Repubblica, no? Una volta si diceva vuoi non risolvere un problema, nomina una commissione, così si dice, ma quando non volevi risolvere il problema, se vuoi risolvere un problema prendi una decisione. Allora, ci sono degli organismi che
lì, settore per settore, argomento per argomento. Dopo, se vuoi sentirmi anche sulla questione dell'università, vabbè, mi senti, ma poi ti dico il mio parere, che è sicuramente positivo se vuoi rafforzare il mondo della ricerca e dell'innovazione dell'università, no? Ma sentirai chi lavora in quel mondo di cosa ha bisogno e come la pensa. Nella stessa roba, noi ci sentiamo deputati a essere sentiti per quanto riguarda la questione che riguarda il nostro mondo, il quale, guardate, una volta per tutte, sfattiamo tutte queste questioni di culture assistenzialiste. Il mondo della piccola impresa non vuole nulla, vuole solo una cosa: essere lasciato in pace e poter lavorare tranquillamente. Questo vuole. Dopodiché si arrangia lui su tutte le questioni. Oggi non siamo in queste condizioni, perché ogni volta ci sono dei trabocchetti, delle perdite del tempo, dei provvedimenti che vanno contro la libera impresa. Secondo lei, voi avete anche come associazione, dopo la lascio, insomma, predisposto un servizio di assistenza per i vostri associati, assistenza per quanto riguarda l'applicazione dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono applicabili? Abbiamo un po' imparato questa cultura della sicurezza o ci sono ancora delle difficoltà in questo senso? Cioè, si riesce a lavorare bene in sicurezza secondo lei? O si lavora meno di prima perché si lavora in sicurezza? No, la questione della sicurezza vale oggi, ma valeva anche prima. C'è una storia nel Veneto che, voglio dire, nasce da là. Noi abbiamo una contrattazione che è di secondo livello territoriale e regionale, che declina una serie di questioni integrative rispetto ai contratti nazionali. Uno di questi è anche la questione della sicurezza. Non siamo rimasti sprovvisti, non siamo stati sprovvisti di queste metodologie al momento dell'emergenza, perché c'era un percorso fatto tra la bilateralità, noi abbiamo nell'artigianato il COBIS, cioè tutte le strutture già collaudate di rapporto tra impresa, tra associazione e sindacato. Ricordo che noi altri non abbiamo alcuni rappresentanti aziendali, ma li abbiamo territoriali, quindi una storia di relazioni sindacali positiva, che mi auguro possa anche continuare, perché adesso ci sarà qualche cambiamento sicuramente anche nel mondo del lavoro, eccetera, che ha permesso anche di fare degli accordi che siano, diciamo così, non penalizzanti dal punto di vista dell'impresa e rassicuranti dal punto di vista dei dipendenti. Ricordo, tanto per capire la filosofia nostra, che 90% o 99% dei casi il titolare lavora a fianco del dipendente, quindi certo, la sicurezza del titolare. Quindi ci sono delle buone pratiche. Oggi, colgo l'occasione per dirvi il mio pensiero, guardate, noi siamo un paese di trasformazione. Abbiamo, la nostra forza è stata fatta nel lavoro del passato e credo che attraverso il lavoro noi riusciremo ad andare fuori anche da questa situazione. Quando parlo di lavoro intendo lavoro dal più umile al più alto e soprattutto un'integrazione tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo. Quindi agire oggi credo sia la leva maggiore che ci può permettere di uscire chiaramente con il passato, ma anche con una cultura del lavoro diversa del passato. Noi abbiamo visto periodi buoni, abbiamo visto periodi un po' difficili, ma se usciti dalla crisi del mio è stato tutto grazie al manifatturiero. Presidente, stiamo un po' perdendo il collegamento, ma la devo salutare perché dobbiamo andare in pubblicità. Io la ringrazio per il suo intervento, Presidente. Dobbiamo andare in pubblicità. Non so se è già andato via il collegamento. Vendemiano Sartor, Presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, grazie per essere stato con noi. Pubblicità e poi un approfondimento invece con Confapi.